appuntamenti di sabato 27 dicembre in via Rivarola Chiavari c'è il mercatino di prodotti agroalimentari, tipicamente Chiavari, dalle 8 alle 20. All'oratorio di Ruta di Camogli la confraternita Santissima Annunziata ha allestito il presepe con gli animali, aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18:30. A Santa Margherita Ligure c'è il confuoco a cura del Lions Club locale alle 9:30, partenza del corteo da piazza San Siro, alle 11 la cerimonia. Apertura straordinaria della mostra di libri animati di Wojtek Kubaszta nella quadreria della Società Economica di Chiavari dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. L'Associazione Culturale Caroggio Drito organizza il confuoco a Rapallo, inizio sfilata alle 10:15 da piazza Cavour, la cerimonia alle 10:45 all'Auditorium delle Clarisse. A Villa Rovereto di Sesti Levante è allestito il presepe raffigurante l'antica miniera di Libiola, è aperto dalle 14:30 alle 16:30. Al santuario di Sant'Antonio di Chiavari c'è la mostra del concorso Mini Presepi di quest'anno, è aperta dalle 15 alle 18. Dalle 15 alle 18:30 si può visitare il presepe storico-artistico di Polanesi, nella chiesa di San Martino a Recco. Apre alle visite il presepe della parrocchia di Santo Stefano del Ponte di Sesti Levante dalle 15 alle 18 tutti i giorni fino al 6 gennaio. Porte aperte alla pace è il titolo del presepe allestito dall'Accademia della Ciappa nella chiesa di San Bartolomeo di Cogorno, aperto tutti i giorni dalle 15 alle 18. Il presepe di Paggi sulle alture di Carrasco è aperto dalle 15 alle 19:30 tutti i giorni fino al 6 gennaio. Sul lungomare Rosa dei Venti di Rapallo c'è un pomeriggio frittelle e cioccolata calda con l'animazione dei clown, lo organizza l'associazione Aiutateci ad aiutare, inizio alle 15. Nella chiesa di San Pietro a Rapallo c'è il concerto strumentale di Loredana Cardona al flauto e Metalla Pettazzi all'arpa, inizio alle 16. Presentazione del libro Preghiere di pietra, censimento dei beni monumentali minori della Val Gromolo e della Val Petronio di Italo Franceschini, dalle 16:30 a Palazzo Fasci di Sesti Levante, l'evento organizzato dall'Associazione Culturale Oleudo. In piazza Venezia a Rapallo c'è il concerto del Vocal Symphony Ensemble organizzato dall'Associazione Aeroplani di Carta, inizio alle 17:30. All'Auditorium delle Clarisse di Rapallo c'è lo spettacolo I Metamorfosi con il comico Claudio Lauretta, inizio alle 21. Tombola Camoglina e musica con DJ a cura della Proloco, Ascot e Associazione Culturale San Fortunato, alle 21 alla Bocciofila Corzetto di Camogli. Prosegue il Festival Nazionale della Polifonia e del Folklore all'Oratorio di Sant'Erasmo di Sodi, il concerto con il Coro Giubileum, il Coro Daneo Genova, le Note Colorate di Vinovo, Ars Nova Vinovo e la Combriccola, inizio alle 21. Al bar Pizzeria Miravalle di Santo Stefano d'Aveto c'è la tombolata di fine anno, inizio alle 21.